Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e bentornati a Val Grande. Sto arrivando perché ho appena fatto la mia fuga giornaliera, cioè ai miei ospiti. Io sto coccolando i miei ospiti e che cosa faccio? Ogni giorno mi attivo per preparare e per dare loro una colazione fatta di focacce fatte in casa e fatte di frutta fresca. Infatti sono appena andata da una nostra collega che ha un'azienda agricola qui nella zona e che mi ha telefonato per avvisarmi che già ha la sua prima produzione di meloni, per cui la colazione di questo periodo vedrà anche, assieme alle nostre ciambelle, vedrà frutta fresca come albicocche e meloni, rigorosamente di questa zona. I nostri ospiti poi saranno allietati anche dalle mie preparazioni per quello che riguarda il pranzo o la cena per coloro che decidono di trascorrere la loro vacanza qua a Val Grande e che quindi ci chiederanno, oltre al trattamento dell'alloggio all'interno delle nostre stanze, ci chiederanno anche un trattamento di pensione completa che quindi prevede il pranzo o la cena. Però non ci sono solamente gli ospiti in alloggio qui a Val Grande, ma ci sono anche coloro che hanno il piacere di trascorrere una serata all'aperto e di venire quindi ad assaggiare i miei menù estivi, preparati con le zucchine di questo periodo, con i primi pomodori, con le melanzane e con i dolci che realizziamo noi all'insegna del caldo che è arrivato. Per il momento io parcheggio la mia auto e vi saluto con il pensiero però e con l'impegno di ritirarmi in cucina a preparare per gli ospiti in arrivo. Ciao!